Domenica 19 maggio la città di Sora si trasformerà in un vero e proprio ospedale a cielo aperto grazie ai numerosi stand presenti lungo Corso Volsci, con all'interno i responsabili delle unità operative del Santissima Trinità che erogheranno visite specialistiche gratuite ai cittadini. L'iniziativa All'ospedale scende in piazza, giunta alla sua quarta edizione, è organizzata dall'ADO, Associazione Dipendenti Ospedalieri, e patrocinata dalla ASL di Frosinone, dalla Regione Lazio, dalla provincia e dal comune di Sora. Tutti i dettagli della manifestazione sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa nella sala consiliare del Palazzo Comunale. Questa manifestazione, direi, questa quarta edizione sia un qualcosa di bello, utile per tutta la società, ecco, ma non solo nel Sorano, ma per tutta la provincia di Frosinone. Noi siamo molto orgogliosi e fieri perché proprio in questi giorni abbiamo registrato un 20-25% di prenotazioni in più rispetto allo scorso anno. E questa cosa, ecco, è molto lodevole, persone che vengono da fuori provincia, fuori regione, che si sono prenotati dall'Aquila, da Perugia, da Terracina, Latina, da Isernia, quindi ecco, portare questo messaggio, il cosiddetto rumore è servito molto e la gente, ecco, è rimasta contenta, ecco, di questa manifestazione. Io direi che questo evento sia la perla per tutta la sanità, non solo provinciale, io direi anche nazionale, perché un evento del genere di questa portata a livello nazionale è difficile trovarlo, quindi ecco, come ripeto, io sono veramente orgoglioso ed è proprio per questo che ringrazio vivamente il direttore generale, ringrazio vivamente il direttore sanitario dell'ospedale, ringrazio il sindaco, il nostro sindaco Luca Di Stefano, che hanno sposato questo progetto e noi, ecco, anno dopo anno stiamo cercando di portarlo avanti. E altri ringraziamenti che vorrei fare è l'Associazione Dipendenti Ospedalieri, quindi tutti gli operatori sanitari, il cuore pulsante della manifestazione. Un ringraziamento speciale lo vorrei fare anche al direttore sanitario che da poco è andato in pensione, il dottor Massimo Menichini, che veramente lui, ecco, pure lui, ecco, diciamo che ha sposato pienamente questo progetto e speriamo, ecco, con molta felicità che domenica sia presente alla manifestazione. Domenica torna all'ospedale Scende in Piazza, un evento importante per tutta la cittadinanza, un evento che parla di sanità ma parla soprattutto di prevenzione. Ecco, dopo gli anni del Covid c'è stata poca possibilità di fare prevenzione e questo è un modo per richiamare tutta la cittadinanza a informarsi correttamente sulla prevenzione. Quindi ringrazio l'organizzatore Pietro Marcelli, ringrazio tutto l'ospedale, tutto il personale sanitario, perché veramente è un modo per tornare a contatto con le persone. Un'intera giornata dedicata alla prevenzione che testimonia quanto sia importante garantire un'attività di screening. Saranno a disposizione dei cittadini dirigenti medici specialisti, oltre a personale infermieristico, di supporto e amministrativo. Sono onorato di partecipare a questa presentazione, un evento importantissimo che vede la quarta giornata in 4 anni, un evento dal punto di vista, come dire, sociale molto impattante, perché consente a tutti gli specialisti dell'ospedale di poter mettersi a disposizione della popolazione e anche di far conoscere quelle che sono le attività che quotidianamente vengono affrontate nell'ospedale di Sora. Oggi presentiamo questo evento portando quello che noi facciamo in ospedale, perché molte volte la popolazione non sa quello che noi facciamo dentro l'ospedale, come lavoriamo e la qualità del lavoro che offriamo all'utenza, e domenica ci mettiamo a disposizione della popolazione di Sora offrendo delle visite gratuite per tutta la popolazione e per tutte le specialistiche che sono presenti nell'ospedale di Sora. Io devo fare dei ringraziamenti in tutto questo, innanzitutto al sindaco di Sora, il dottor Luca Di Stefano, perché ci ha messo a disposizione oggi l'aula consiliare. Lui è sempre molto sensibile ai problemi della salute della popolazione e ci offre un supporto domenica. Devo
ringraziare la dottoressa Sabrina Pulvirenti, il commissario straordinario, che oggi non può essere presente perché è impegnata nel redigere il nuovo atto aziendale. Sono arrivate le linee guida regionali e sul piano assunzionale, perché noi siamo purtroppo carenti da un punto di vista di personale all'interno dell'ospedale di Sora e anche degli altri ospedali, e fortunatamente la Regione ha autorizzato un piano assunzionale su cui stiamo lavorando, e questo ci permetterà di aumentare il numero di prestazioni che noi possiamo offrire e la qualità del lavoro anche. E non ultimo ringrazio il dottor Pietro Marcelli, che è il presidente dell'ADO, che è il volano di questa manifestazione, l'organizzatore di questa manifestazione, che con la sua passione ha reso possibile tutto questo. Questa iniziativa, che ormai è all'ennesima volta che viene ripetuta sul nostro territorio, è unica, ci permette proprio di avvicinare l'ospedale al territorio, alla popolazione, e grazie sempre all'ADO che si fa artefice di questa iniziativa, il suo presidente Pietro Marcelli, che è un vulcano di idee, e quindi è importantissimo per noi stare sempre di più vicino alla gente, perché spesso il rapporto tra la popolazione e la sanità viene sempre vista un pochino conflittuale molte volte, quindi queste iniziative ci permettono, credo, di stare vicino alla gente e di far rendere conto alla gente quali sono le nostre difficoltà, ma anche il nostro modo di operare.